L'architettura non può che rispondere alle necessità e cercare di capire il territorio e leggerlo, analizzarlo e poi di conseguenza i professionisti devono rispondere a queste nuove esigenze. Un mondo complesso come sono diventati il suo paesaggio, i suoi edifici modellati dalla natura e dall'uomo. Culture e paesaggi del vino, il senso della terra e la voce dell'architettura è il titolo della mostra inaugurata a Cascarpa a Treviso e visitabile fino al 2 agosto. Progetto di Fondazione Benetton, studi e ricerche in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Treviso e curata da Mauro Pierconti. Nel cuore del capoluogo di una provincia ad alta vocazione vitivinicola, come pure il Veneto intero, un mondo, quello del vino, via via ridisegnato anche negli spazi. Già negli ultimi 20-30 anni una nuova figura è entrata in questo mondo così articolato e complesso, anche pieno di tradizioni, ed è proprio la figura dell'architetto, per cui nel corso degli anni ha costruito cantine che oramai sono diventate famose in tutto il mondo. Uno sguardo che si è allargato inevitabilmente alle molte sfaccettature di questo mondo, osservato in mostra da diversi punti di vista. Abbiamo uno studio storico-geografico che riguarda alcune zone dell'area di Valdobbiadene e del Conegliano. Abbiamo poi questa sezione che più racconta quella che è l'esperienza diretta delle persone che lavorano in questo mondo. E poi appunto la figura dell'architetto. Un ambiente stratificato e in continua evoluzione, quello vitivinicolo. Ci sono diversi aspetti, dagli aspetti sociali, culturali, produttivi, ma anche gli aspetti dell'ospitalità e quasi si parlava di queste nuove cantine come nuovi musei culturali, quindi luoghi anche di ospitalità e di cultura. E l'architettura è grande protagonista perché la cantina da ambiente produttivo cambia anche le sue funzioni, i suoi spazi in funzione appunto di queste novità, di queste nuove visioni sia sull'aspetto produttivo che sull'aspetto culturale.